Sindaco Mazzarotto, come sta oggi Rosa Siletti? Sì, dalle notizie che ho non è in pericolo di vita, però insomma, ha subito un grosso trauma e ha diversi colpi inferti nel corpo. Rosa Siletti, 51 anni, operata nella notte appena trascorsa nel corso di un lungo intervento per suturare mani, braccia e gambe. Fortunatamente non ha subito nessuna grave ferita lungo il torace. È stata la sua salvezza, dicono oggi i medici dell'ospedale di San Donà, dove si trova tuttora ricoverata in prognosi riservata, sebbene non in pericolo di vita al reparto di ortopedia. A ridurla in questo stato l'ex marito, nonché ex guardia giurata Michele Beato, 57 anni, che dopo averla ferita con un coltello ieri a Torre di Mosto si è tolto la vita nel garage di casa con una balestra acquistata in rete e colpendosi alla gola. A giugno scorso la tragedia era stata evitata per un soffio. È stata in quella circostanza che Rosa Siletti ha sporto denuncia contro l'ex marito e da qui la sospensione dal lavoro con la sospensione dello stipendio di lui e il ritiro della pistola d'ordinanza con autorizzazione prefettizia. Ma di questo episodio il sindaco non era a conoscenza, ci dice oggi. Di questi particolari, come servizi sociali del nostro comune, non eravamo a conoscenza di queste problematiche all'interno della famiglia. Di conseguenza per noi il fatto increscioso di ieri è stato un colpo, un fulmine a ciel sereno, ecco, perché se i nostri servizi sociali fossero stati informati magari qualcosa si poteva per tentare, un dialogo, un incontro, insomma, per capire quali erano le problematiche all'interno della famiglia. Nei prossimi giorni, con il miglioramento delle condizioni di salute di Rosa Siletti e restrizioni Covid permettendo, prioritario per il primo cittadino andare a trovarla in ospedale. La mia intenzione era trovare e portare un po' diciamo, il sostegno dei cittadini di Torre di Mostro, perché la Rosa la conoscevano in diversi, è una brava signora, insomma, che dava anche un po' di sostegno alle famiglie che avevano bisogno, insomma, con delle faccende domestiche. Oggi l'intero paese è sotto shock, dal barbiere dove Rosa prestava servizio come lavorante per le pulizie di casa fino al barista della pasticceria dove la coppia si fermava anche singolarmente a bere un caffè. Nessuno vuole commentare quanto accaduto nelle scorse ore, preferendo un assordante silenzio.